I comuni di Milano e Santa Maria di Sala, insieme al coordinamento della Prefettura di Venezia, hanno avviato una raccolta fondi per fornire assistenza concreta alle famiglie delle vittime in Egitto. I due operai deceduti di 21 e 39 anni erano richiedenti asilo, da pochi mesi ospiti della cooperativa di accoglienza di Milano Un Mondo di Gioia. Erano arrivati in Italia, in Veneto, dopo 2 anni di traversie lungo la rotta del Mediterraneo, passando per la Libia. Qui alla cooperativa si erano incontrati pochi mesi fa e da qui si muovevano insieme cercando lavoretti, anche saltuari, per poter mandare a casa quel denaro che mancava per sostenere le loro famiglie in Egitto, genitori e sorelle da parte del 21enne, moglie e altri familiari da parte dell'imbianchino 39enne. Il motivo è semplice: aiutare chi è rimasto là a casa. Qui dalle stanze della cooperativa dove vivevano i volontari oggi non parlano. Siamo in lutto E le in questo stiamo vedendo se momento. Siete in lutto in questo momento, credo che tutti quanti noi siamo in lutto nel momento in cui è No, successa una ragazzi, cosa non del sto dando genere. l'ok a riprese. Volontari che non parlano nemmeno quando raggiunti al telefono a nessuno dei 3 numeri esposti al cancello di ingresso chiuso della cooperativa. Guardi, in questo momento sono impegnata al lavoro e quindi non posso rispondere. Faccia gli altri numeri e risponderà qualcuno. La ringrazio. Anche gli altri migranti richiedenti asilo che condividevano con loro gli spazi tacciono con la scusa di non conoscere né l'italiano. I am speaking English. You speak just in English and the other two? Adesso io qui non parlo italiano. Uno adesso arrivo. Are you Egyptian? Grazie. Tu sei egiziano? No. Nell'inglese. About what happened yesterday? Compro Can you un po'. tell us something? Scusa, però... Chi invece parla è il sindaco di Milano. Poco tempo fa aveva incontrato entrambi gli operai e consegnato al 39enne un attestato per l'ottimo risultato conseguito al corso di italiano. Da lui parte un messaggio alle famiglie delle vittime in Egitto. Siamo molto vicini alle famiglie a cui vorremmo mandare il nostro messaggio di cordoglio. Nel momento in cui riuscissimo a farlo anche fisicamente, con una telefonata, con un messaggio così, certamente lo faremo.